Ivana Perusin, vice sindaco del comune di Varese. Oggi è una giornata solare in tutti i sensi per Varese che rinasce con le iniziative per il Natale. Può sintetizzarci gli eventi principali? Sì, allora, come dicevo, queste iniziative hanno un duplice scopo. Da un lato quello ovviamente di offrire un momento di allegria, ma anche di leggerezza, insomma, ai cittadini, soprattutto dopo questi tanti mesi faticosi che abbiamo passato, e dall'altro lato quello di essere eventi di promozione del territorio, quindi di fornire soprattutto ai commercianti. Sappiamo che il periodo natalizio è particolarmente importante e sensibile per le attività produttive del nostro territorio, insomma, eventi che daranno la possibilità alle persone di raggiungere il centro e poi magari di andare al ristorante e fare shopping nelle nostre vie. Sintetizzando, diciamo che abbiamo i giardini estensi che avranno la loro splendida e fiabesca, insomma, illuminazione, e potranno essere visitati in qualsiasi momento, fino alle 22 nelle giornate feriali e fino alle 23 nelle giornate festive. Dopodiché avremo il grande albero e il mercatino sulla piazza e tutta una serie di eventi collaterali che sono organizzati nelle vie del centro storico. Anche questi eventi saranno gratuiti, dove potranno partecipare ovviamente i bambini e le famiglie.